Eder. Mac Pallister. Buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Poche parole affidate a un post sui social, accompagnate da una fotografia domestica. Sebastiano Visintin sorride accanto all'albero di Natale, le luci accese, l'atmosfera calda di una casa addobbata per le feste. Un'immagine che, a uno sguardo distratto, potrebbe sembrare come tante altre in questi giorni di dicembre. Eppure, dietro quella frase lineare e quel sorriso, si concentra un peso che va oltre la normalità del periodo natalizio. Sono trascorsi ormai 4 anni dalla scomparsa di Liliana Resinovic, moglie di Sebastiano Visintin. Una vicenda che ha segnato profondamente Trieste e che ancora oggi continua a interrogare l'opinione pubblica, lasciando aperti interrogativi e ferite che il tempo non ha rimarginato. Ogni ricorrenza, ogni festa, ogni Natale riporta inevitabilmente a quell'assenza. E proprio per questo, un augurio apparentemente semplice assume un significato diverso, più profondo, quasi sospeso. Nella foto condivisa, Visintin appare sereno, accanto a un albero addobbato con cura, simbolo per eccellenza della festa, della famiglia, della continuità. È un'immagine che parla di quotidianità, di un tentativo di tenere accesa la luce anche quando tutto intorno sembra essersi fermato. Quel buon Natale non è solo un saluto rituale, è un gesto di normalità cercata, forse necessaria in una storia che da anni vive sotto i riflettori e che ha trasformato ogni momento privato in qualcosa di pubblico. Il post di Sebastiano Visintin non contiene rivendicazioni né polemiche. È un augurio rivolto a tutti, senza distinzione, che arriva diretto, senza filtri, nel cuore delle festività. Proprio per questo colpisce. In una città che non ha mai smesso di interrogarsi su quella scomparsa, quell'immagine e quelle parole diventano un frammento di umanità condivisa, un Natale che, pur diverso da tutti gli altri, prova comunque a esistere. Ci sono messaggi che non hanno bisogno di spiegazioni. Il Natale di Sebastiano Visintin è uno di questi, fatto di luci accese, di un sorriso che resiste e di un silenzio che continua a raccontare una storia ancora irrisolta. Un augurio che, inevitabilmente, pesa più di altri. Per chi lo scrive e per chi lo legge. Ed è qui che entra in gioco quella che, per chi segue il caso Resinovic con attenzione, è una vera Turner, nel senso più concreto del termine. Il dettaglio che gira la prospettiva, che sposta l'asse emotivo e narrativo, che cambia la temperatura di una vicenda anche senza aggiungere un solo fatto nuovo. Non una prova, non un elemento di indagine in senso tecnico, ma una svolta di percezione, un turning point pubblico. Perché nel caso di Liliana Resinovic ogni gesto, anche il più domestico, non resta domestico. Ogni fotografia, ogni frase breve, ogni ricorrenza diventa una lente. E una lente in un'indagine che ha attraversato fasi delicate e letture contrapposte pesa. Pesa sulla città, pesa su chi aspetta risposte, pesa su chi si è sentito lasciato indietro, pesa sul modo in cui l'opinione pubblica continua a ricostruire, a domandare, a dubitare. Il punto non è giudicare un sorriso, né trasformare un albero di Natale in un indizio. Il punto è capire perché quel tipo di normalità, proprio adesso, diventa un messaggio. Secondo fanpage, infatti, questo è il quinto Natale di attesa per la famiglia di Liliana Resinovic, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 a Trieste. E in questa attesa la cornice processuale e investigativa conta e come. La vicenda, ricostruisce la testata, è stata a lungo a rischio archiviazione, perché inizialmente letta come suicidio, ma poi sono stati disposti ulteriori accertamenti e l'impostazione si è spostata verso l'ipotesi di omicidio. Nello stesso quadro viene ricordato che per la morte della 63enne risulta indagato il marito Sebastiano Visintin. Questa è la prima ragione per cui la Turner è importante. Il contesto non è neutro. Nel momento in cui una storia passa o viene percepita come passata, da una spiegazione chiusa a una pista che riapre domande. Qualsiasi gesto pubblico del protagonista più esposto diventa parte del racconto collettivo. Non per colpevolezza automatica, non per moralismo, ma per semplice dinamica umana e mediatica. La normalità dentro un caso straordinario sembra sempre stonare o al contrario sembra voler dire qualcosa. La seconda ragione è emotiva e familiare, ed è quella che nel pezzo di fanpage emerge con forza attraverso le parole di Sergio Resinovic, fratello di Liliana. Lui parla di un Natale di attesa e soprattutto riporta un elemento che sposta l'interpretazione di anni interi. Racconta che negli ultimi anni prima della scomparsa
le famiglie non si sarebbero frequentate durante le feste e attribuisce questa distanza a una frattura interna che avrebbe coinvolto Visintin e i parenti di Liliana. È qui che la Turner diventa ancora più potente. Perché un Natale, da sempre simbolo di tavole condivise e foto di gruppo, nel caso Resinovic si trasforma nel contrario, nel termometro di un isolamento. Se la festa che dovrebbe unire diventa il segnale più evidente della distanza, allora quel post natalizio non resta un augurio. Diventa, agli occhi di chi legge, un frammento che dialoga con il passato. Nel racconto riportato da Fanpage, Sergio Resinovic ricorda anche un tempo precedente, quando la madre era viva e Liliana andava a trovarli con il marito, quando ci si vedeva per gli auguri o per il pranzo. Poi, sempre secondo quanto ricostruito, quegli anni più recenti diventano di distanza. In questa traiettoria la foto di Visintin accanto all'albero può essere letta in due modi, ed è proprio questa ambivalenza a renderla una Turner narrativa. Da una parte il tentativo umano di tenere in piedi un pezzo di quotidianità, dall'altra l'immagine che inevitabilmente si scontra con l'idea di un Natale senza Liliana e con le parole di chi sente di essere rimasto senza risposte. La terza ragione riguarda il rapporto con le indagini. E anche qui Fanpage mette a fuoco un punto che spiega perché questo Natale non è un Natale qualunque. Sergio Resinovic, sempre secondo l'articolo, punta il dito contro il modo in cui sarebbero stati svolti gli accertamenti nelle prime fasi, parlando di attività svogliate e di una volontà di chiudere presto. Non è solo uno sfogo, è il segnale di un conflitto profondo tra chi chiede verità e chi ha gestito il primo perimetro investigativo. Quando una famiglia vive anni di attesa con l'idea che la verità sia stata rallentata, ogni ricorrenza diventa una scadenza emotiva. Il Natale, che in altre storie è una parentesi, qui diventa un amplificatore. E quel post senza polemiche, proprio perché privo di rivendicazioni, suona ancora più forte. È silenzio in una stanza piena di rumore. Ecco perché la Turner è decisiva per capire il caso anche senza aggiungere un solo dettaglio tecnico. Perché mette insieme tre livelli che nel caso Resinovic non possono più essere separati. Il livello della cronaca, con le date e lo stato dell'inchiesta. Il livello familiare, con la frattura e la distanza raccontata dal fratello. Il livello simbolico, con la normalità messa in vetrina nel momento in cui, per molte persone, la normalità è diventata impossibile proprio dal 14 dicembre. In altre parole, non è l'albero di Natale a contare. Conta ciò che rappresenta dentro una storia in cui la domanda centrale resta aperta e in cui chi resta, da una parte e dall'altra, viene guardato attraverso un vetro che non si spegne mai. La fotografia domestica diventa una svolta di tono, un cambio di registro, un punto in cui il pubblico si ferma e pensa: cosa significa fare Natale? Quando mancano risposte, quando una città intera associa le luci alle ombre, quando un nome, Liliana Resinovic, non è più soltanto un ricordo privato, ma una ferita pubblica. E allora quel buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie assume davvero il peso che avete letto nelle righe iniziali. Non è un rituale qualsiasi. È una frase che dentro questa vicenda suona come una domanda indiretta. Buon Natale, sì, ma quale Natale? Per chi? E con quale verità ancora da scrivere? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.